Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti torna a chiedere con forza il rinvio dei versamenti al prossimo 30 settembre al Presidente Conti. Tra le motivazioni quella che gli studi professionali sono oberati di lavoro e che i contribuenti sono a corto di liquidità. La prossima scadenza è concentrate tutte al 20 luglio, per il Presidente nazionale dell'Ordine andrebbero quindi spostate a settembre. Abbiamo sentito in merito il dottor Pietro Marchetta, commercialista agrigentino. Indubbiamente ci sono delle difficoltà sia perché ormai negli studi commercialisti si ha un intasamento di scadenze perché la categoria dei dottori commercialisti ha dovuto fronteggiare le istanze di fondo perduto per i commercianti, poi i famosi bonus, per cui chiaramente si sta lavorando molto a fatica. Ma soprattutto oggi chiedere al mondo delle imprese il 20 luglio delle somme a saldo e in acconto, quando sappiamo che la ripresa economica ancora non c'è stata, significa andare in contraddizione anche rispetto alle misure che il governo ha adottato quale aiuti per le imprese stesse. Cioè, di fatto da un lato si danno degli aiuti, dall'altro oggi si chiedono delle somme che ancora in un quadro economico che non è affatto ripreso credo che sia molto difficoltoso per le imprese appunto poter oggi il 20 luglio adempiere alle obbligazioni tributarie. Io sono d'accordo naturalmente che vi sia questa proroga a settembre, ma questa è una misura non sufficiente, perché se si sposta anche la scadenza a settembre, però poi l'arco con cui possono essere rateizzate le imposte diventa di 3 mesi invece che di 6, siamo sempre lì, in un sistema economico che è a corta liquidità, avremo delle difficoltà poi da parte delle imprese appunto di poter rateizzare in un arco temporale breve le imposte, per cui sarebbe auspicabile per quest'anno appunto anche prolungare i versamenti, farli decorrere da settembre, ma dare la possibilità sempre alle imprese, alle categorie professionali di poter rateizzare i loro debiti quantomeno in 5-6 rate. Dottore Marchetta, buone notizie da Roma, i fondi POC, quelli della finanziaria regionale approvata il 30 aprile, il benestare è quasi arrivato per tutte le iniziative, tranne qualche eccezione. Ecco, i benefici quando arriveranno effettivamente alle aziende, alle imprese siciliane che stanno versando purtroppo grandissimi momenti, perché ancora diciamo, l'attività è ripresa ma molto lenta, addirittura ci sono tante aziende che non hanno riaperto dopo il Covid. Ma indubbiamente questa è stata una notizia molto positiva, perché l'impianto della legge di stabilità regionale era subordinato alla copertura finanziaria, cosa che ora c'è. Ora chiaramente spetta ai singoli assessorati mettere subito in essere le misure per poter con bandi, con avvisi, poter permettere alle categorie imprenditoriali di poter accedere alle provvidenze che sono ivi previste. Faccio un esempio: finalmente potrà essere anche reso esecutivo il famoso voucher turismo della regione, che è una misura molto interessante, oppure le misure quelle per le piccole imprese artigianali o per le cooperative. Quindi indubbiamente tutto quello che era in finanziaria ora si aspettano quelle che sono diciamo le fasi procedimentali amministrative conseguenti da parte degli assessorati, però già il fatto che si abbia una copertura finanziaria è di vitale importanza.